Simone era un uomo di grande cuore, un uomo che camminava tra la gente con uno sguardo deciso, ma pieno di dolcezza. Era conosciuto per il suo amore appassionato per Dio, un amore che lo spingeva a parlare della bellezza del cielo, anche quando intorno a lui sembrava esserci solo buio. Non aveva paura di niente, non perché fosse forte di suo, ma perché aveva una fede che lo rendeva invincibile. Sentiva nel profondo del cuore che nulla, nemmeno il dolore o la sofferenza, poteva separarlo da quel legame che aveva con il suo maestro. Un giorno, mentre predicava in una terra lontana, tra le sabbie calde e le palme dell'Egitto, Simone vide persone che vivevano nel dubbio e nella tristezza. Avevano perso la speranza. Simone, però, non si scoraggiò. La sua voce, sempre gentile ma decisa, risuonava come un eco tra i cuori. Diceva che c'era una luce, una via verso la pace, e che quella luce era l'amore puro, un amore che nessuno poteva togliere. Le persone lo ascoltavano, anche se alcuni ridevano di lui, pensando che fosse solo un sognatore. Ma Simone non smetteva mai di sorridere, perché sapeva che chi rideva lo faceva solo perché non aveva ancora visto quella luce di cui parlava. Continuava a camminare, da un villaggio all'altro, parlando sempre di speranza, della bellezza di un mondo pieno di amore e di fede. Un giorno si trovò in una terra ancora più lontana, in Persia, insieme a un compagno di missione. Là la gente seguiva antichi culti e molti sacerdoti lo guardavano con sospetto. Simone, però, non si lasciava intimorire. Continuava a raccontare la sua storia, la storia di un uomo che aveva incontrato il Maestro e che aveva trovato una nuova vita. Non importava quanti ostacoli trovasse sul suo cammino, Simone sapeva che la sua missione era più grande di qualsiasi pericolo. Il suo viaggio, però, lo portò a un momento di grande prova. Fu catturato da uomini arrabbiati, uomini che non volevano ascoltare la sua voce. Lo presero e lo legarono, portandolo verso il suo destino. Simone, anche di fronte alla sofferenza, non si piegò. Sapeva che tutto quello che aveva fatto non era stato vano. Sentiva che, anche se il suo corpo poteva essere distrutto, il suo spirito sarebbe rimasto libero per sempre. Simone guardò il cielo mentre veniva condotto verso la sua fine e nel suo cuore c'era una pace profonda. Quella pace che viene solo dall'aver vissuto secondo il proprio credo, senza mai tradire la propria anima. Il sole brillava alto e Simone chiuse gli occhi, sapendo che presto sarebbe tornato a casa, accanto a quel maestro che tanto amava. E così Simone se ne andò, lasciando dietro di sé una scia di luce, una scia che ancora oggi illumina chi cerca la verità. Le sue parole continuano a risuonare, come un soffio leggero tra le foglie degli alberi, ricordandoci che la fede, anche nei momenti più bui, è la forza che può superare ogni cosa. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.